monitoraggio quotidiano ci conferma che l'andamento è quello di un'epidemia che va scemando. È fiducioso il commissario di Alisa, il trend segue le previsioni e la sensazione è corroborata dagli ultimi confortanti dati sui ricoveri, 106 ospedalizzati e 3 terapie intensive e dei contagi. I nuovi casi, spiega Locatelli, arrivano soprattutto dai territori, dagli ospedali e dalle RSA. Attraverso la ricerca mirata non arrivano più dai pronto soccorso. Qualcuno pensa fanno i tamponi, si fanno in modo non coordinato, non pianificato. No, vengono fatti sulla base di procedure specifiche. La maggior parte delle situazioni possono essere dovute alla ricerca di questi casi. Quindi quando una persona risulta positiva c'è tutto un lavoro di ricerca dei contatti che questa persona ha avuto per cercare di circoscrivere subito la propagazione del fenomeno. In vista dell'autunno, Regione e Alisa intendono predisporre un piano ospedaliero capace di affrontare un nuovo eventuale picco epidemico. Per esempio, si studia il potenziamento della medicina territoriale, portando l'assistenza il più possibile a domicilio. Una presenza più capillare, insomma, dei medici di famiglia e dei professionisti sanitari. L'impegno futuro e questo piano prenderà in considerazione un potenziamento anche numerico molto importante delle professioni sanitarie, infermieri professionali, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione, con tutte figure che possono aiutare ad arrivare vicino al cittadino. A proposito di territorio, la sanità regionale crede ancora al mantenimento dell'ospedale di Sestri Levante? Ma le intenzioni sono quelle di confermare quanto previsto, le polemiche o quant'altro lasciano un po' il tempo che trovano, non c'è una modifica di programmazione sanitaria.